Un punto guadagnato, una partita orrenda, la peggiore partita credo negli ultimi 10 anni che alleno questa squadra. Sono contento di non avere perso perché la squadra ha giocato veramente in maniera indegna. Non so ancora dare una spiegazione precisa perché ci eravamo allenati bene in settimana. Forse abbiamo usato un po' con troppi ragazzi e quindi si è perso qualcosina. Ma siamo stati veramente inoffensivi. Prendiamo il punto perché queste partite giocate così male di solito le avremmo perse e quindi comunque va bene così. C'è drammatico ma c'è anche la consapevolezza che erano a 4 punti e a 4 punti rimangono, quindi il scontro di salvezza è importante comunque intanto non perderli. E ripeto, in una giornata in cui i miei giocatori offensivi avevano le polveri così bagnate era difficile chiedere di più perché non riuscivamo a fare le nostre trame di gioco perché non riusciva niente là davanti, quindi dico quando è così capita l'episodio e la perdi la partita, quindi ripeto sono soddisfatto di non averla persa questa partita. C'è da cambiare atteggiamento perché siamo giovani e quindi ci eravamo un po' esaltati, pensavamo che le cose fossero facili, l'oratorio era a 0 punti, ma l'oratorio ha incontrato Nissa e Athletic Club, è per questo che è a 0 punti, non è una squadra assolutamente scarsa e quindi bisogna tornare a mettere grinta, determinazione perché queste categorie premiano la volontà soprattutto.